The diary of Alessandro Giomi, who led the rescue operations during the 1976 Friuli earthquake, was presented today in Trieste, 50 years after the disaster. Secondo me quello che continuo a dire durante questo cinquantesimo è l'eredità morale che ci lascia la ricostruzione del terremoto, cioè la capacità di ripresa che è stata sicuramente dalla ricostruzione, da aver preservato i luoghi, le case, le fabbriche, ma soprattutto, ma dicevo quella morale perché tutto questo è stato possibile perché c'è stato un senso di comunità in grado di garantire questa ripresa, che è una ripresa della vita di questi territori. Ed è quello secondo me che ha fatto, cioè, il grande passo avanti che ha garantito questa terra come esempio nazionale e internazionale, cosa che non si è sempre vista, ma invece in questo caso c'è stata e si è ripartito subito con ridare prospettiva a una comunità. Lui all'epoca era il capo nazionale dei Vigili del Fuoco, all'epoca si chiamava ispettore generale capo. Che cosa racconta sia gli aspetti umani sia gli aspetti tecnici, ma di fatto è un racconto che scaturisce da degli appunti presi su dei foglietti sparsi durante tutto l'anno che lui, i 12 mesi che è rimasto in Friuli, a dirigere le operazioni di soccorso.